Cari amici, con questa di oggi inizia una serie di puntate che ci aiuteranno a conoscere meglio Sant'Alfonso Maria de' Liguori. La sua biografia scritta in dialetto napoletano e che io vi leggerò parzialmente ce lo farà sentire più vicino a noi e ci auguriamo che ce lo farà stimare ed amare di più. Buon ascolto. Affonso de' Liguori, nobile napolitana, che prima fui paglietta e poi prevete santo. Affonso giovane. Quando nascette Affonso a Marianella, era matanato il 27 settembre 1696 a Via dei Sette. A quello tempo comandavano a Napoli e spagnole. Don Giuseppe de' Liguori e Donna Anna Cavaliere tenevano una casa di campagna, una casina, a Marianella, non lontana a Napoli, a dove stavano le case dentro un quarto do Palazzo Scordovillo. E tempi funzetielle, e ognuno nobile come esse, imparavano a leggere e scrivere e tante altre cose per mano dei professori che avevano a casa della gente. O quaglioncello nostro aveva la fortuna di avere per professore la stessa mamma sua, Donna Anna, che ha conosciuto a questa santa femmina, ha detto che essa è stata una capa maestra, che con la storia ogni giorno imparava i figli e cose di Dio e provava pure il Signore insieme a loro. Con questa scuola Affonso diventava aggarbato, gentile, studioso e devoto assai. L'amore per Gesù Cristo e la Maronna l'ha portata per tutta la vita sua. All'età di 12 anni, insieme ai compagni della congregazione che tenevano i padri Gerolamini, jettano a Capimonte, a passare poco tempo da domenica giorno dentro la villa do principe da Ricci. Ca e ognuno si mettettero a pazziare a un luogo che Affonso non conosceva. E i compagni volettero a forza che giocasse purisse e Affonso si mettette insieme a loro. Ma succedette che, giocando, vincette una trentina, una a piassallata e partita. A sto punto, proprio che il giovane che l'aveva più fortellato per la giocare, si infuriaia e dicette, e tu, sei quello che non sapevi giocare. Entra una parola nata, ci infilai pure una mala parola. Affonso, tutto arrossuto, rispondette con un file voce, e per 4 soldi s'ha da fa dispiacere, signore. Tenete qua i tornisi vostri, pigliate villa. E a così dicenne, buttai in terra i soldi che aveva vinciuto. Al periodo dell'episodio, Alfonso faceva parte della confraternita dei giovani nobili organizzata dai padri filippini, detti anche Gerolamini, il cui complesso monumentale era e tuttora è proprio di fronte al Duomo di Napoli. Il luogo dove avvenne l'episodio era la Villa Miradois. Il gioco era quello delle bocce. Alfonso, gettate a terra le monete, si ritirò in un boschetto della villa a pregare. Addiventato giovaniello Affonso, o padre e la mamma non volettero mannà studiare in un collegio più nobile. Le trovaine e meglio professore, coglievano a imparare a casa sua. E a così, o professore di grammatica fu Domenico Bonaccio. Imparaia a disegnare fiore e palazzo. A Don Giuseppe le piaceva la musica e Affonso aveva studiato pure musica e poesia.
il suo facetto con piacere, ma o padre, che voleva che studiasse 3 ore giorno, se qualche volta aveva uscito da casa, inserrava dentro la camera funzatiella e o maestro di musica. Mo tu dicerai, perché tanta storia? E io ti rispondo che fu il padre e la mamma a voler così. E se tu mi torni a dimandare che se ne facette a Fonse tutte queste storie, io ti rispondo dicendo che questo sant'uomo dentro la vita sua ha scritto tante e tante libri che tu non puoi manco immaginare. E a sapere che oggi i studiosi, quelli che hanno scritto questo e quello, non si fanno capaci come ha fatto quest'uomo per scrivere tanti libri. È un libro veramente importante. O fatto è che questo giovane avette sino padre che voleva che studiasse assai, ma esse da parte sua teneva un'intelligenza assai sottile e caglieva in funne dinte cose. Pensa che tutta la gente si faceva meraviglie e come sapeva imparare cose che studiava. E poi c'è stata un'altra cosa veramente bella. O padre, Don Giuseppe, ha consentito a un solo spasso da Fonse, una giocatella e carta a sera, ma per un'ora soltanto, in la casa di Don Carlo Cito, nobile assai conosciuto a Napoli. E sente mo. Succedeva che qualche volta, chiacchieriando, si faceva tardi e passava l'ora combinata. Una sera, Don Giuseppe, per chi stu fatto, s'avette a sfastariare in una maniera tale che trasette dentro la camera da Fonse e tai per terra tutti i libri che stavano in coppa allo scrittoio e non ci spannette per coppa tanta mazza di carta. Quando si ritirai a Fonse, trovai la novità delle carte, ma specialmente non se l'aspettava proprio e trovai o padre che aveva annante a rete e che, tutto intossicato, le dicette «Chista è la storia tua e chista sui libri che hai a leggere». Alfonso, che professore Copata le procurava, e specialmente per la capa che teneva, arrivai a sapigliare il titolo di dottore all'età di 16 anni, e proprio il 21 gennaio 1713. A Napoli, a quello tempo, erano i signori Caracciolo d'Avellino che assegnavano il titolo di dottore ai giovani studenti, e quando dettano a Alfonso dei Liguori, insieme al titolo le sbattettano pure in mano. Mo che Alfonso era paglietta, non si scordava delle cose di Dio, provava assai o giovinotto. Teneva per confessore un monaco chiamato Tommaso Pagana e a questo le confidava tutto quello che le passava per la capa e per il cuore. E quando Tommaso diceva 7, per Alfonso erano 7 e non 6 o 7 e mezzo. Alfonso, come vedremo, rimase sempre fedele al suo direttore spirituale, Tommaso Pagano, fino a quando, su suggerimento dello stesso padre Pagano, non scelse come suo direttore spirituale Monsignor Falcoia, facendo giuramento di obbedire sempre alle sue indicazioni. Un occhio particolare per i poveri. T'aggio parlato spesso delle cose sante che faceva Alfonso, ma non t'aggio detto che passava meglio tempo dentro l'ospedale per portare un aiuto, un consuolo a quei poveri cristi che soffrivano per tanta malattia. Pensa tu che era capace e fa pure lietta
a chi li malata. Che sta abitudine Alfonso sa portai sempre con essa. E stu fatto è l'occhio particolare per i poveri, per chi che parevano scordati do mondo sana, o trovammo a qua e a là in ta vita sua, una vita lunga fino ad arrivare a 91 anni. Ma non volesse che tu pensassi che era nata santa o che non era purissa come a noi, tirata per via dello spasso e da superbia. Dinto a chi stanno da vita sua, che ti stongo contando, si stavano abbiando per una strada che non era buona. O padre le piaceva che il figlio trasesse dinto le chiacchiere dei nobili, che gli è sotriata, e là se ne vedevano di tutte le colore, che s'assettasse i tavolini e passasse il tempo a giocare. Niente c'è poi che era conosciuta e stimata, che non sa che gente nobile e fasciamano lo salutavano, le facevano l'alleverenzia e che chissà quante persone si mangiavano con l'occhio, signore e signorina, su un anno un ricco matrimonio. Queste e tante altre cose che ti può immaginare, facettano così che Alfonso gli va perdendo a poco la devozione. Spesso, mo per una cosa, e mo per un'altra, zumbava e fa qualche provaria. O fatto si stava mettendo malamente. O fatto si stava mettendo malamente se non succedeva quello che mo ti conta. Teneva Alfonso un'amica assai cara, si chiamava Don Ciccio Capocelatra. Un giorno chiste, o perché si era accorto che qualcosa non gli era buono in da capo d'Alfonso, o perché io volevo per compagnia, le proponette e con essa a fare i santi sarsizi dinta casa di missione e San Vicenzo de Pavoli. Questi sarsizi a cominciare in tempo quaresima, o 26 marzo del 1722. Durarono pochi giorni. Ma dinta a sti giornate, Alfonso provava assai o Signore e pensava e parole che diceva il predicatore, Padre Vicenzo Cutica. Che si parole, o pensare a queste parole e a pregheria continua insieme a grazie a Dio, facettano riquià e ricetà l'anima d'Alfonso. Fu come una giardina che si piglia l'acqua e sera in una maniera concia e che a misura giusta. Alfonso s'addunaia che alla fine dei conti, per l'anima sua, tutte sfizie e o funne do mondo l'avevano dato a mangiare solamente cerze e sciuscelle, buone per porci e per ciucce, quando all'altra parte, a proaria, a Santa Messa, l'avevano dato un mele che facevano tornare a nascere. E così si dicette che voleva pensare solo alle cose di Dio e il fatto e l'anima sua e che non si voleva più insurare. Pensa che Alfonso a sto tempo non era un guaglione, teneva 25 anni, era nobile, teneva la professione, era il primo figlio e si succedette quello che succedette non aveva a essere un'ansiria. Ci aveva sta qualcosa che faceva la varca a questo porto. E Alfonso lo diceva sempre, fino a dentro la vecchiaia che era stata a mano di Dio. L'hanno appreso, allo stesso tempo, gli è tenuta volta a sti santi esercizi, ci è copate che per tanto non stava imbarcata. Predicava un'altra volta il padre Cutica, per l'anima d'Alfonso, chiuvetta un coppo infusa. Pigliai un'altra decisione. Si cominciette a passare alla primogenitura o frate suo, Don Ercole. Ma e che sto fatto? Non dicette niente al padre. Alfonso
approfittò di queste occasioni che il Signore gli aveva offerte per riprendere la vita spirituale che aveva vissuto fin dall'infanzia. Durante questi esercizi spirituali realizzò propositi e rinunce molto significativi. La prima rinunzia fu quella di rinunziare al matrimonio. La seconda fu quella di rinunziare alla primogenitura in favore di suo fratello Ercole. Un matrimonio che non si combina. Don Giuseppe, passata la storia di donna Teresina, si mettette i capo buone per trovare un'altra moglie per figlio Alfonso. E l'occhio s'appizzai in coppa a figlia di Domenico Dobalzo, duca di Presenzana. Don Giuseppe non conosceva manco il pensiero del figlio e già parlai con duca, che acconsentette subito a sto matrimonio. A cominciare in visita a casa del duca. Alfonso si dispiacette per questo, ma non volette fandosse caupata. Ieva a casa di domenica, ma pure quando ci stavano le feste, essa si sentiva un coppa spina e non vedeva l'ora di se ne ir. Don Giuseppe si accorgette che il figlio non era tanto contento di sto matrimonio e pensava che non le piaceva la guaglione. E per questo si affannava a contare al figlio tutte le virtù della signorina Dobalza. Non sapeva più come l'aveva pittata per far piacere a Alfonso. Questo portava mona scusa e monata. Diceva che poteva d'asma o di qualche malattia e perciò non era giudicioso in giurarsi. O padre, da parte sua, si credette che il giovane tenesse scuorne, ma non le passava proprio da per capo, che il figlio non si volesse insurare. Una sera di queste ci fu una festa a casa di Domenico. Ci stavano pure Don Giuseppe e Alfonso. Questa fu invitata a suonare o cembalo, accettai con piacere. La signorina Dobalzo fu pure essa invitata a cantare un'arietta. Questa, cantando, si va a settare e lata Alfonso e a faccia sua toccava quasi che elle do giovinotto. Vista la parata Alfonso, come fanno spesso le suonature, continuai a suonare, buttando la faccia all'altra parte. La signorina piglia e saise, e vista e non vista, fa sorpresa a Alfonso e s'assetta pure essa a quell'altra parte. O maestra, manchi ci pensai 2 volte e salutai e botte un'altra volta a quell'altra parte. A sto punto, 2 erano le cose. O Alfonso voleva fare un poche etriate, una macchietta, o voleva fare seriamente. Non voleva fare una macchietta. E a signorina ho capetto buona. E allora tu, o posto suo, che avesse detto, che avesse fatto. S'aizzai a guaglione, tutta ingrifata, jette vicina a compagnia e dicette, come parlavano tanto, proprio da così. Allo si paglietta l'ha pigliato lo di scienza. Per Don Giuseppe, sto fatto, aveva significato solo che Alfonso era troppo scornoso. Per questo metteva in croce figlio. O volimmo fare sto benedetto matrimonio, l'avetta a dire qui una volta. Tana buona che la signorina Dobalzi ha una capofiglia e il matrimonio è troppo buono per te e per noi. Ma come si dice? Se o ciuccio non può vivere, hai voglia di si scà. Alfonso non sa sentiva parlare chiatto e tunno copato, ma capette che qualcosa sapeva fare. Parlai con la mamma, che la mamma che essa le voleva tanto bene. Le dicette che non ne voleva sapere de cose sto mondo e che non si voleva insurare. E aprai e parlò con marito per le far capire che il matrimonio non era cosa. Donna Anna s'ammareggiaia
Eppure essa si aiutava a far vedere ai figli tutte le convenienze di questo matrimonio e specialmente alla fa immaginare il dispiacere che il padre si fosse pigliato. Ma Alfonso rispondette: oi ma, io faccio e dico tante e tante che le cose che all'ultimo sto matrimonio non sa da fare, né chista né nata. A figliola, da parte sua, pur aveva sempre le raccomandazioni do padre e da mamma, ma essa, che non la pensava come la pensava Alfonso, dicette subito: è con me, io mi già pigliato un po' marito, uno che non mi vuole manco guardare in faccia. Come dare torto alla ragazza? Bisogna sapere inoltre che questo fidanzamento non era il primo episodio di fidanzamento. C'era stata già in precedenza un'altra storia con donna Teresina, la quale interruppe definitivamente il fidanzamento, a seguito, bisogna dirlo, di un comportamento di don Giuseppe non molto irreprensibile. In breve, donna Teresina era figlia unica, era un ottimo partito. Nacque però un fratellino maschio e questo significava che l'eredità passava al figlio maschio. Per tale motivo il fidanzamento si interruppe momentaneamente. Momentaneamente perché poco dopo dalla nascita del bambino, questo bambino morì e don Giuseppe ritornò a parlare di fidanzamento e di matrimonio. La ragazza a ragione disse, come scrivo nel mio libro: ma chist a chi von? Von a me o ai sordi miei? Una causa persa. Non sappiamo come la cosa gli aveva a finire se non succedevano fatti grossi assai. Era la mano di Dio. In quello tempo, era 1723, c'è stata una grossa causa tra o Granduca da Toscana e o napolitano Filippo Orsino, duca e gravina. C'è stava pomiezzo o feula e amatrice, una varca sorda. Alfonso difendeva un napolitano. Per un mese sana, sto paglietto nostro aveva storiato tutte le carte, a una. Insomma, era convinto Alfonso che la causa era giusta e che la teneva già dentro la sacca. E a così, o giorno della discussione dentro la casa do presidente Domenico Caravita, amico suo, Alfonso pigliai la parola e parlando, apparcantai tutto quello che sentivano e convincette che la ragione stava da parte sua. Ma o paglietta do Granduca s'ardeva sotto i baffi. Prima che Alfonso finesse, chista asciutta dicette: dona fo, e cose non stanno così. Pigliammo le carte e vedimmo che quella carta là ha condenata maniera. E pigliamola, rispondette Alfonso, tutto arrossuto. E pigliate le carte, si vedette che i fatti stavano come diceva la tua paglietta. Alfonso voleva morire per scuorna. La batteva in fronte non solo che aveva torto, ma specialmente che qualcuno potesse pensare che essa voleva imbrogliare carte, come spesso fanno i paglietti, perdendoci pure la faccia. Alfonso dicette subito: agge torto. O presidente Caravita, che vedette come stava morto Alfonso, o volette consolare dicendo: dona fo, non è la prima volta che in te tribunale si pigliasse per fiore. E questo è successo ai meglio pagliette. Monna bella, t'aggia conosciuta. Certe pensano e scrivono che sta causa fu tutta no fatte sorde e devottate. Sono state sorde assai,
che hanno fatto votare a capo e il pensiero dei giudici. La cosa può essere, e forse è giusto proprio da così. Io non ti so a dire come ho fatto ieri in verità, chi io conto in una maniera e chi è nato. Un compagno d'Affonso che ne scrivette la vita dinto all'anno 1798 dice che tutto fu una neziaria che faceva pennere la valanza a qua, a là. A me mi è piaciuto e ti contavo fatto a così, come l'hanno contato a me quando ero guaglione. Tu pensa e credi che le cavo tu. Senza addentrarci nei cavilli giuridici, dobbiamo aggiungere che la tesi di Alfonso era giusta. Infatti, il fisco, che la pensava come la pensava Alfonso, senza indugio presentò al Granduca, vincitore della causa, una salatissima cartella esattoriale. Questo gesto significava che la tesi di Alfonso era quella giusta. Come aiuto, non si poteva consolare Alfonso. A calai a capo, entra essa dicette, «Munno bella, t'ha già conosciuto. Tribunale, stateva buona». Ascette fuori e non vedendo manca la via che faceva, arrivai a casa. A docchiù s'amareggiava Alfonso, era che lì carta l'aveva revutata sotto in goppa per un mese sana. Alfonso senza rai dinta la camera sua. O padre stava fuori e la mamma, allora che sapeva mangiare, o jetta a chiamare. Rispondette a dinta che non teneva fame e rispondeva pure sfasteriata. La stessa cosa capitai la sera. Ti puoi immaginare che succedette. S'arrutai insomma tutta la casa. A mamma, i figli, la servitù, ivano annanti a rete e s'addimannavano che era successo a Alfonso. Quando un giorno appresso arrivai Don Giuseppe e chi sto chiamai più una volta, o figlio rispondette a dinte, ma non arrapetta la porta. A mamma chiagneva e diceva, Fonsina mia se ne muore, e o marito a coppa a mano rispondeva, e che moresse ambressa. Sta cosa gli è tannante per 3 giorni. Alfonso ascette, come dicette dopo, solo perché o pianto da mamma le stracciava il cuore. A malapena, dopo 3 giorni di une, si mangiai una felle mellone, che alle parette più amare d'ottuosseca. Alfonso decide di abbandonare i tribunali, ma i tribunali non abbandonano lui. Nel tribunale di Napoli, nella sala dei busti, c'è la seguente lapide. Alfonso Maria de Liguori, insigne giurista, nato in Napoli il 27 settembre 1696, laureato a 16 anni, per 8 anni perorò invitto in questo foro la causa della giustizia e della libertà. Chiamato per vie misteriose dall'alto alla tutela dei diritti umani nel foro della coscienza, divenne per sapienza e santità e zelo il principe della morale cattolica e umana. Arrivederci alla prossima puntata.